Fidanzatini tra i banchi di scuola da quando avevano 10 anni, baby genitori a 13. Una gravidanza quasi a sorpresa quando il neopapà di anni ne aveva ancora 12, tenuta segreta davanti agli amici e agli educatori fino a fine giugno. Il piccolo veniva alla luce e un fiocco azzurro faceva capolino dal balcone di una casa di Castelfranco Veneto. E oggi che il bimbo ha 3 mesi, la notizia compare sul Gazzettino e fa il giro della provincia e poi dei siti nazionali. Questo non dovrebbe succedere se i genitori educano bene i figli. Non fargli sentire il fiato sul collo, però quantomeno essere più presenti. Dovranno lavorare i nonni lì. Oggi il piccolo è amorevolmente accudito dalla giovanissima nonna, non ancora quarantenne, e questa è la strada giusta da percorrere anche per gli esperti. I baby genitori devono prima di tutto continuare ad essere figli, continuare il normale percorso di crescita. Io credo che la cosa fondamentale ora sia che i genitori di questi due baby genitori appunto continuino un'operazione di tutela di due personalità che sicuramente non sono ancora pronte per affrontare un progetto genitoriale e di crescita. Torna alla ribalta il tema dell'educazione sessuale, che deve essere educazione all'affettività in primis. Troppe barricate negli ultimi anni da parte delle famiglie nei confronti di scuola e psicologi. Questo è un caso limite, sicuramente, però dovremo veramente avere ancora di più il coraggio di parlare di alcune cose e magari centrare e focalizzare la nostra attenzione su quello che è veramente importante. Troppo tardi ormai, qualche ora di lezione alle medie. È già partito un processo per il quale i ragazzi preadolescenti sono quasi impermeabili in tante scuole, lo so per certo. Determinati tipi di approcci all'affettività e alla sessualità vengono fatti già alle scuole elementari, che a mio modesto parere è ancora un periodo neutro. Perché i casi di gravidanze precoci sono più frequenti di quanto si pensi. Credo che ci sia un sommerso importante e che non emerga perché le valutazioni dei familiari in quei casi là probabilmente intervengono in un'altra maniera, quindi c'è un'interruzione di gravidanza e la gestione è diversa.